estraiamo 2 gironi e facciamo ogni girone giocheranno tutti contro tutti, una sola murra a 16.
Due pacchi di pane carasa di patatone, due barattoli di miele e due borracce dell'associazione. Grazie mille. Grazie a voi. Allora abbiamo Galau e Galau. Tutto un trofeo fatto dall'associazione, due bottiglie di Nepete di Oliera e un premio denaro per l'associazione. Secondo posto la doppia Lilia Fredi di Villa Felice. Vincono due trofei, due pezzi di pecorino sardo e un futuro premio denaro per l'associazione. Il primo premio lo vince Gianni Poi di Oliera e Tonino Solo di Orlando. Due premi, due trofei offerti dall'associazione, una bottiglia di misto di bevanda a testa e un premio denaro che adesso spenderanno per offrire da bene a tutti. Allora, complimenti ai vincitori, ai secondi, ai terzi e a tutti gli altri partecipanti, ci siamo divertiti. Se non vi dispiace parlo senza microfono. Innanzitutto a nome di tutti noi, grazie di cuore per come ci avete accolto, per l'attenzione che ci avete riservato, per come i Garau ci hanno coccolati con le birre. E complimenti per il cibo e per chi l'ha preparato, perché siete stati splendidi. Noi avevamo delle perplessità sulla pecora, invece ci siamo ricreduti perché cavolo. Guardi, lei quando va a mangiare da casa dei sani, mangia sempre bene. Poi, noi abbiamo avuto modo di conoscervi
a Villar Pellice, dove Lilia, oltre che essere una brava giocatrice, è sindaco di Villar Pellice. Abbiamo conosciuto Antonio, che stasera era una corazzata invincibile. Abbiamo conosciuto Enrico, che è stata una sorpresa veramente per l'accoglienza e veramente grazie di cuore. Noi in Valpellice organizziamo tutti gli anni un campionato Valpellice, quindi possono partecipare solo qui della Valpellice, però vi terrò al corrente delle iniziative che facciamo e se vi capita di venire in Valpellice ditemelo, Antonio ha il mio numero, Enrico, e quindi molto volentieri. Ok? Grazie. Però oggi hanno avuto degli avversari veramente forti, no? Sì, fortissimi erano. Non me l'aspettavo, erano forti. Poi sai, anche questi di Villar Pellice e bisogna lottarli per vincere. Ascolta, cosa avete Un po' vinto? di poche parole, sappiamo giocare, non sappiamo parlare. Cosa avete vinto oggi? Ci hanno dato la coppa, il Mirto e 500 euro a testa. il primo premio 500 euro. E ora li spenderete tutti per offrire da bere. Tutti spesi stanotte per bere. Dai, vi lasciamo in pace così vi divertite e cantate anche voi. Grazie.